Avvocato Mi Donati, perdoni, sì, volevo agganciarmi appunto a quello che stava dicendo lei, cioè se io in questo momento prendo carta e penna, dico se tra 2 anni, 1 anno non sono in più condizione di poter dire datemi da mangiare oppure di deglutire, eccetera, lo metto per iscritto e porto la mia lettera a chi? A un notaio? Ma al Può momento non valere? c'è, Può valere? sì, potrà valere, bisognerà instaurare però un giudizio in cui sarà la magistratura ad accertare se questa volontà È stata espressa in un momento e non sì, costretto. Infatti, perché quello è il punto, come sottolineava il professor Giron, qui bisogna attribuire, valutare se il singolo quando dice che cosa vuole che sia fatto nell'ipotesi in cui si trovi in certe situazioni, se è in grado davvero di intendere o di volere o se magari c'è una coercizione nei suoi confronti e così via. Ecco, però, ripeto, queste sono scelte che deve fare il Parlamento. La Corte Costituzionale nell'ottobre scorso, alla quale le Camere, dopo che per anni non hanno fatto quello che dovevano fare, si sono rivolte, lamentando la lesione delle loro prerogative costituzionali, dicendo i giudici hanno fatto la legge e no, dobbiamo farla noi, ripeto, dopo un'inerzia pluriennale, la Corte ha detto guardate che il ricorso è inammissibile e che il Parlamento, cito testualmente, può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia. Attenzione però, perché non una normativa purché sia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni costituzionali coinvolti. Il Parlamento, neanche il Parlamento nel nostro Paese è libero di fare ciò che vuole, perché i binari sono fissati dalla Costituzione. Nel caso di specie dell'articolo 32, che riconosce al singolo il diritto di ottenere delle cure, ma anche, per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto di rifiutarle.